Da luogo simbolo dell'abusivismo edilizio a modello per l'Europa, il Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento sale sul gradino più alto del podio in Italia e rappresenterà la bandiera tricolore fuori dallo stivale. Il sito, patrimonio dell'umanità, spesso, troppo spesso bistrattato e mortificato anche dagli stessi agrigentini, trionfa l'edizione numero 1 del concorso Paesaggio Italiano. Ieri la cerimonia nella capitale. A consegnare il prestigioso premio è stato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. A riceverlo con orgoglio il direttore dell'ente parco Giuseppe Parello, assieme al sindaco di Agrigento Lillo Firetto, tutto merito del progetto Agrigentium, al quale è stata riconosciuta la capacità di coniugare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale con il recupero della memoria storica di antiche pratiche produttive e la creazione di prodotti di eccezionale qualità. Ma ecco le motivazioni ufficiali che hanno portato il progetto presentato dall'ente parco al successo. Ha messo in pratica i principi della Convenzione europea del paesaggio attraverso politiche d'eccellenza. Un momento importante, una vetrina che lancia Agrigento a livello internazionale, ha affermato il direttore Parello subito dopo la consegna. Sarà un grande onore poter rappresentare l'Italia al premio Paesaggio d'Europa. Infatti il riconoscimento del premio Paesaggio Italiano consente alla Valle dei Templi ad Agrigento di concorrere in rappresentanza del nostro Paese al concorso organizzato dal Consiglio d'Europa. Il progetto del parco è stato selezionato tra 97 proposte giunte da ogni parte d'Italia ed è dunque risultato primo davanti ad una agguerrita e qualificata concorrenza. Soddisfatto anche il sindaco Firetto, il quale ha detto: la nostra Agrigento comunica bellezza, per troppo tempo ha comunicato altro, dobbiamo rendere pervasivo l'orgoglio di essere agrigentini, solo così saremo all'altezza di trarne i frutti. Questo riconoscimento, ha concluso Firetto, è una ulteriore buona occasione per essere orgogliosi della nostra terra. Parole di elogio verso Agrigento e verso la Valle, che con il progetto Agrigento ha trionfato, anche quelle del ministro Franceschini.